Piccoli, salame e uova, gli ingredienti del casatiello. Oggi vi preparo il pizzatiello. Per questa pizza ho scelto il pepe nero per l'impasto perché è l'ingrediente del casatiello. Aggiungiamo gli altri ingredienti. Primo ingrediente fondamentale, i ciccioli, una pancetta cotta e pressata. Immancabili nel nostro pizzatiello, salame napoletano e prosciutto cotto. Io nel casatiello ci metto l'emmental, ma qui aggiungerò anche la provola. Ovviamente nel casatiello ci vuole l'uovo. Ecco l'uovo. Ho deciso di chiudere questa pizza perché il casatiello è chiuso con tutti gli ingredienti all'interno. Adesso questa pizza andrà in forno, a bocca di forno a 180 gradi. Prima di andare in forno una pioggia di pancetta, una spolverata di pecorino romano e un filino d'olio per la nostra croccantezza. Adesso andrà in forno. Mettiamo il nostro pizzatiello sulla pala, pronto per essere infornato. Adesso resterà in forno a 180 gradi per 3-4 minuti. Ed eccolo qui, il nostro pizzatiello, ma adesso vi mostrerò il taglio. Pizzatiello, vado? Casatiello ad ottobre.